Buonasera amici di Rugby House, grande vittoria della Femici Z Rugby Rovigo Delta, la caserma Gelsomini di Roma, all'ultimo secondo, all'ultimo istante, drop di Stefan Bassone porta a casa 4 punti fondamentali per la corsa playoff. Ne parleremo oggi con i nostri ospiti, per la prima volta con noi Chianu Apperley. Ciao Chianu, benvenuto. Salve, buonasera a tutti. Da Delta Radio Riccardo Travaglia, ciao Riccardo. Buona serata. Bentornato tra di noi. Allora Chianu, una bellissima vittoria a Roma, soprattutto per il risultato, per la confidenza, per la fiducia nel proseguo della stagione. Sì, è stata una bella partita, molto combattuta. Ovviamente devo dire grazie a Stefan per quell'ultimo drop alla fine che ci ha portato, infatti, come hai detto, quei 4 punti a casa. Ma sapevamo sempre, andando là giù a giocare sarebbe sempre stato difficile, infatti, però siamo contenti di tornare con questi 4 punti. Riccardo, un campo, tu eri poi a Roma tra l'altro, un campo, la caserma Gelsomini, che non ci ha mai dato, come posso dire, ci ha sempre fatto vincere, a parte una partita, forse la prima abbiamo giocato a Roma, ma sempre con dei parziali, dei gap molto risicati, partite difficili che comunque abbiamo sempre portato a casa. Sì, anche l'anno scorso c'è stato un errore proprio nell'ultimo calcio piazzato da parte del mediano di apertura delle Fiamme che ci ha Era lo stesso Azzolini tra l'altro, sì. consentito di vincere. Quest'anno Azzolini ha sbagliato una sola volta al piede della piazzola ed è stato fatale perché i 2 punti di distacco sarebbero stati rimontati. E diciamo che è sempre un campo ostico. La differenza secondo me rispetto agli anni passati è che quest'anno c'è stata una grossa prevalenza della nostra mischia sulla loro, mentre negli anni passati c'è stato secondo me molto equilibrio, abbiamo sempre trovato delle difficoltà anche in mischia contro le Fiamme. Quest'anno noi siamo stati nettamente superiori, un po' come succede un po' con tutti gli avversari in questo campionato, in questo fondamentale. Questo però non ci ha dato grandi vantaggi sotto il punto di vista del punteggio, perché comunque sino alla fine la partita è stata equilibrata e, come diceva Chiano, grazie a Stefan per il drop nel finale che ci ha consentito questo sorpasso in un secondo tempo che è stato un po', secondo me, molto equilibrato, in cui le due squadre, a mio punto di vista, non so se è stata la stanchezza o la paura di perdere, non si sono espresse come nel primo tempo, perché ricordiamo che nel secondo tempo c'è stato veramente poco a livello di punteggio. Tra l'altro, giusto per agganciarci all'ultimo drop, questo drop arriva grazie a un placcaggio alto su di te, Chiano, no? Sì, è stato proprio gli ultimi, secondo me, 3 minuti, ho preso un placcaggio alto, siamo andati in touche, dopo Mall, in quell'azione lì hanno fatto 2 o 3 fasi e è successo quello che è successo, il drop. La cosa che mi ha colpito particolarmente è la lucidità, la sicurezza, l'esperienza nella gestione dell'ultimo possesso. Cioè, penal touche, come dicevi tu, Mall, 3 fasi, Stefan, che quasi detto, insomma, la prossima volta dammelo un po' più spostato perché davanti ai pali è troppo facile per me. Eravate sereni comunque nella gestione di quell'ovale? Sì, eravamo molto sereni perché avevamo deciso, come abbiamo detto adesso, la nostra mischia, Mall, stava andando bene, eravamo confidenti con quello che stavamo facendo. Punti d'incontro, abbiamo detto, va, siamo lì in mezzo davanti ai pali, secondo me basta così. Steph era pronto in tasca e con quei 3 punti ci ha portato la partita a casa. Sì. Ecco Riccardo, quei momenti lì, un conto è vederli nel relive, un conto è vederli in streaming, ma quando sei sul campo è un'altra storia. Sì, un'altra storia, perché se qualcosa non avesse funzionato per il verso giusto avremmo perso la partita, cioè non c'erano appelli, e quindi voglio dire, bastava che la Mall che ne è seguita non avesse funzionato nel migliore dei modi, che la gestione dell'ovale non fosse stata perfetta e sicuramente saremo qui a discutere di tutto un altro aspetto, perché una sconfitta avrebbe sicuramente creato qualche perplessità in casa rodigina. Ma come diceva Chiano prima, era talmente evidente la forza della squadra in questo fondamentale, così come in quello della mischia, perché ricordiamo che alla fine del primo tempo voi avete chiesto mischia in un calcio che era facile sotto i pali e poteva dare 3 punti in una partita tiratissima come questa. Uno magari si aspetta che venga chiamato il calcio e venga fatta la trasformazione, invece lì avete chiesto la mischia proprio perché vi sentivate sicuri ed avete avuto ragione.
Sì, è successo che anche io avrei detto, guarda, 3 punti, era finito già il primo tempo, ma come noi ci parliamo a vicenda con i leaders, con tutti quanti, e Jacques e anche gli altri piloni hanno detto no, noi vogliamo la mischia, ci siamo fidati di loro e ci hanno portato, diciamo, ci siamo portato 7 punti a casa. È stata una grande scelta di grande coraggio e grande sicurezza. Tra l'altro anche proprio l'ultimo possesso, le varie fasi che sono state fatte, quei pick and go, o meglio quelle unit che sono state fatte per poi portare fuori l'ovale, non c'è mai stata, perlomeno riguardando la partita, la sensazione che potessimo perdere quella partita o fare un sealing off o avere dei problemi. Era tutto sotto controllo. La sensazione che io ho avuto è stata questa, non so se l'avete avuta anche voi. Sì, 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 no, l'abbiamo avuto perché abbiamo detto, teniamo la palla, però abbiamo detto disciplina, perché la nostra disciplina è un po' così così adesso. Infatti eravamo molto disciplinati quegli ultimi minuti e ho detto stiamo in piedi perché, guarda, non si sa mai cosa può succedere. C'è un arbitro che ti dice, hai fatto un sealing off, uno che è venuto dentro un laterale, poteva succedere di tutto, ma ci è andato così. Che era anche un po' rischio perché comunque stare in piedi, sono molto brave le Fiamme Oro nei turnover, nei chop praticamente quando ti tengono alti, per cui era anche quello un rischio. Riccardo, come hai visto gli 800 spettatori della caserma Gelsomini? Perché i referti davano questa cifra. Ma non so se siano 800 effettivamente perché... Ha sbagliato di qualche zero? Qualche zero forse no, però magari di una metà forse sì, nel senso che insomma i tifosi rodigini erano secondo me una quarantina, non di più, voglio dire, perché c'erano 9 posti con cui le posse hanno raggiunto Roma, qualche macchina privata, ma poco di più, insomma qualche tifoso romano che oramai è sempre pronto ad arrivare quando si gioca contro le due squadre romane, e poi sì, un po' di genitori, un po' di parenti, un po' di poliziotti, ma per il resto mi sembra che sia un po' alto il numero come sempre, insomma, quando vengono dati. Diciamo che quando giochi contro la Lazio e contro le Fiamme Oro i numeri abbondano in maniera magica. Allora andiamo a vedere la vittoria del FMCZ Rugby Rovigo Delta nella caserma Gelsomini a Roma contro le Fiamme Oro e poi ritorniamo in studio per parlare del prossimo match di sabato prossimo, ovvero fra 2 giorni in casa qui con il Viadana. Buonasera amici Vali, benvenuti alla caserma Gelsomini di Roma per l'ottavo turno del campionato d'eccellenza tra Fiamme Oro e FMCZ Rugby Rovigo Delta. Ciao Antonio, benvenuto. Ciao a tutti e buon rugby, rugbisticamente nel Rovigo, e che poi ovviamente come tanti, insomma, per scelta è andato a giocare tanti anni nelle Fiamme Oro. Per evitare un possibile turnover, muove l'ovale Rovigo che a Noapoli si inserisce con Stefan Basson, doppio sostegno, bel cambio di linea di corsa di Stefan Basson che converge tagliando fuori i due difensori che stavano coprendo su di lui. C'è un buon guadagno, Rovigo ancora dentro 22, peccato ancora questa palla lanciata un po' così, ma è Boggiani il primo ad inserirsi. Nel frattempo c'è un vantaggio rossoblù che Liperini va immediatamente a bloccare. Era un invito più che un passaggio sbagliato, io l'ho letta così. Comunque poco importa perché Rovigo giocava sotto vantaggio. Ora dicevamo Rovigo che è un turno difficilissimo, nel senso che tra le pretendenti ai playoff è quella che potrebbe... Attenzione, buono Edoardo Ruffolo, riesce a impossessarsi su quella palla vagante, poi Wilbur la fa sua, in realtà c'è... Da dove si era infilato Ruffolo, quindi poteva essere un po' più difficile da vedere, ma probabilmente Liperini era vicino e non ha avuto nessun problema. Nel frattempo Rovigo si porta su 6-3. Facili, prima mischia di giornata, introduzione Alberto Chillon, vediamo come funziona. Beh, intanto c'è stato un sostanziale equilibrio, nessuno tallona. Ora Rovigo ha già fatto vedere di che pasta è fatto, e ovviamente, come avevamo detto noi prima, sappiamo essere questo un grandissimo punto fermo. Stefan Basson vuole testare subito la sua gamba alla ricerca di un difficilissimo ma sicuro, certo, quando è arrivato Casellato invece sta ottenendo ottimi riscontri e entra questo calcio piazzato di blu che mantengono il possesso con Francesco Modena che riesce a guadagnare un paio di metri. PJ nel ruolo di mediano di mischia, l'incursione di Edo Ruffolo è buona, la sua penetrazione del capitano, pallone a disposizione per invece no, però comunque c'erano mani in racca. Arrembante che fanno le Fiamme Oro, quindi magari spostare il lancio più in fondo. Muove per Azzolini, ancora
Molto bene Wilborn, attenzione con Amenta, Marinaro, buona continuità della squadra di Casellato dentro i 22, ci prova Di Stefano con un pick and go, messo giù dalla difesa del rossoblu, ma c'è un vantaggio, ancora fuori, Azzolini allarga per Ioveniti, Andrea Bacchetti, attenzione Bacchetti punta, Arrigo e meta di Andrea Bacchetti. Andare a scardinare la prima difesa delle squadre avversarie, insomma, quindi è sicuramente difficile da fare in questo match. Tanto palla a due mani appena fuori dai 22 metri, vediamo come sarà la difesa. È ottima la difesa, Marinaro se ne va via dalla chiusa, mamma mia, ha trovato un buco e se ne va in area di Meta di Marinaro 1-2. Molto pesante per le Fiamme Oro, perché con la trasformazione che stiamo vedendo adesso di Azzolini, insomma, si portano. La spinta di Rovigo che adesso parte, pallone tra i piedi di Matteo Ferro, siamo già dentro con la meta di Matteo Ferro, in realtà poi c'è meta tecnica, per cui grande scelta, il coraggio che viene pagato al 100%. A 19 e finisce qui il primo tempo con il Rovigo sotto di un punto, la caserma Gelsomini. Entrano per Matteo Ferro e Boggiani, quindi nuova linfa nel pack rossoblu. Una palla veloce da touche e un buon movimento, vediamo subito un pallone portato avanti con una combinazione da Guido Barion, adesso di nuovo dentro Rodriguez, finta il passaggio su Perry che era marcato, si tiene lui, si assorbe lui la pressione, ma riesce comunque a tenere il possesso, si va a esplorare la chiusa con Chillon, quindi volontà del Rovigo di portare a casa questo pallone. Jacob in penetrazione ben sostenuto da De Marchi e Mucignat. Ora vediamo se la palla riesce a prendere un po' di velocità ancora una volta, avendo il sole contro, prende la rincorsa Stefi, alta e alta, diretta bene sembra, sulle bandierine, 3 punti per Rovigo. Per il numero 20, prende la rincorsa l'apertura delle Fiamme Oro, la potenza c'è, la direzione pure, sulle bandierine, sorpasso delle Fiamme Oro, 4 minuti al termine qui, altre fasi con Edo Ruffolo, ancora il tentativo di turnover che non riesce. Vediamo Alberto Chillon cosa decide. C'è Stefan Basson pronto per il drop, attenzione Stefio al piede, sì c'è! E questa è costruita, questa è una meraviglia. Attenzione sempre all'asse Chillon-Basson, nel frattempo Edoardo Lubia si prende le responsabilità di questo possesso, Basson va per calciare, partita finita, Rovigo sbanca la caserma Gelsomini, 4 punti fondamentali per la corsa playoff. Rovigo si sistema pesantemente la classifica. Abbiamo scoperto l'arcano, gli 800 erano tutti poliziotti in caserma, ma non mi hanno confermato adesso, per cui siamo a posto. Ovviamente scherziamo e sarebbe bello ci fosse tutta questa gente a seguire il rugby come capita nelle piazze storiche, insomma, del nostro campionato. Allora, Chiano, sabato Viadana, squadra che tu conosci particolarmente bene. Ti senti con gli ex compagni? State già messaggiando? C'è qualche sfida lanciata? L'ho sentito uno dei miei migliori amici. E chi è? Pietro Gregorio, ha preso il rosso però settimana scorsa. Che non giocherà. Che non giocherà. No, ho sentito lui. C'è una bella sfida questo sabato, sì. Aspetto 2 squadre che se lo lotteranno fino alla fine. Io conosco tanti giocatori, come tanti giocatori qua conoscono Frati, infatti sarà una bella partita da venire a vedere. Riccardo, un match ricco di risvolti. Qualcuno dice che sarà Pippo Frati contro Rovigo, no? Perché insomma è il suo primo rientro, c'è stato un amichevole nel precampionato nella quale tra l'altro Viadana ha prevalso. Però insomma in campionato è un'altra storia. Viadana sta facendo abbastanza bene, nel senso che a livello di classifica è in questo momento al 4° posto e penso che possa lottare a pieno titolo per l'accesso ai playoff. Bisognerà capire cosa succederà con Sandonà, con questi punti tolti, ridati, eccetera eccetera. Credo che Sandonà dovrebbe rientrare in lotta per i playoff. Bisognerà capire cosa faranno queste fiamme, perché le Fiamme Oro sono al momento molto distaccate, potrebbero avere proprio nel prossimo turno un'opportunità di avvicinamento, perché se Rovigo battesse Viadana
e loro vincessero con Mogliano, se non sbaglio, che non mi sembra in uno dei suoi momenti migliori, potrebbero riavvicinarsi e nel girone di ritorno puntare proprio verso l'obiettivo del quarto posto, perché insomma è vero che hanno ottenuto solo 2 successi, ma è vero che nelle 6 sconfitte le hanno subite tutte con punteggi risicati, ottenendo sempre il bonus difensivo. Questo dimostra che è una squadra che comunque se l'è sempre giocata sino alla fine. Non dimentichiamo che la settimana prima aveva messo in difficoltà anche il Calvisano, quindi vuol dire che è una squadra che secondo me manca di uno step per poter essere comunque competitiva, ma potrebbe anche arrivare con la buona stagione. Umberto Casellato, ricordiamo che spesso ha dato il meglio di sé proprio nella seconda parte della stagione. Assolutamente, proprio quello che volevo aggiungere Maider per morte delle squadre di Umberto Casellato. Diciamo che la vittoria della FMCZ Rugby Rovigo Delta a Roma più che altro ha distanziato in maniera significativa le Fiamme Oro dalla stessa squadra rossoblù. Avere un bel po' di punti di differenza, 15 nello specifico, vuol dire quasi 4 partite di differenza nella corsa playoff. Insomma, aprire una forbice abbastanza consistente. Chiaro, secondo te quale sarà la chiave di questa partita col Viadano, ovviamente? Di noi stai parlando? Sì, proprio del match. Secondo me, guarda, è come tutto il rugby qui in Europa, secondo me sarà molto puntato su come andrà la mischia. Come andrà la mischia, MOL così, perché so che puntiamo tanto, qui specialmente in Italia, tanto su quell'aspetto lì. E guarda, io come ho visto la nostra mischia per adesso sono molto confidente di quello che faremo sabato. Sei infatti. molto fiducioso. Sì, fiducioso, sì. E Viadana che, diciamo, soprattutto in attacco si appoggia molto sulla premiata ditta Ormos Brex, stanno lavorando molto, stanno ottenendo dei grossi risultati, tra l'altro insomma, anche voci di mercato vogliono questo secondo centro argentino già sul treno verso Pro 12. Un Viadana che è cambiato molto, sei andato via tu, tuo fratello, McKinley, insomma tanta gente che costituiva l'ossatura fondamentale della squadra. Sì, no, infatti hanno cambiato un bel po' dei giocatori dall'anno scorso. Sono messi bene, per dirti, il Viadana, specialmente i primi 15, ma come ho detto, con questa faccenda che adesso non c'è più il 9, l'altro 10 che normalmente in panchina si è operato, sono un po' messi male, diciamo, in panchina. Infatti loro giocheranno la loro squadra migliore che hanno giocato fino ad adesso, che secondo me se riusciamo a giocarcela bene si potrebbe anche portare a casa. Ecco, Riccardo, secondo te Pippo, vuol dire che insomma è un amico, lo salutiamo, ha risparmiato Francesco Menon in vista del match di sabato? Potrebbe anche essere, certamente. Pippo secondo me conosce Rovigo e quindi secondo il mio punto di vista potrebbe cercare di colpire i punti deboli di Rovigo e evitare di affrontare i punti forti che in questa stagione, è inutile dirlo, sono la mischia di Rovigo in questa stagione sino a questo punto è stata quasi inespugnabile. Abbiamo avuto forse qualche difficoltà in più in Maul, in Touche, non siamo ancora perfetti, ma in mischia insomma abbiamo praticamente quasi sempre prevalso sulle squadre avversarie. Quindi Pippo, che ci conosce, secondo me cercherà di evitare al massimo questo tipo di giocate e questo però presume che la squadra giochi bene anche alla mano, che ci siano pochi errori, pochi in avanti, quindi deve impostare il gioco in un determinato modo. Non è facile venire a giocare a Rovigo in un determinato modo. Secondo me qualcosa lui avrebbe potuto risparmiare proprio per metterlo in campo sabato prossimo, perché credo ci tenga in particolar modo a far bella figura qui a Rovigo. Su questo sì, c'è poco da aggiungere, sicuramente sarà una partita sentita da ambo i lati, perché tanti ragazzi hanno giocato con Pippo, giocavano a Rovigo, sono andati a Viadana, Chiano comunque era Viadana, gioca qui a Rovigo. Penso che anche per te ci sia la voglia, insomma, di mostrare, di fare una bella partita contro i tuoi ex compagni. No, certamente c'è questa voglia di giocare specialmente contro una squadra che ho giocato crescendo dalla giovanile in su, e di dimostrare a Rovigo che
anche se era a casa mia, adesso sono a Rovigo, allora dimostrerò quello che valgo essendo qua a Rovigo. È una partita alla fine come tutte le altre, devi fare sempre il meglio che puoi fare per Ecco, tutta la tua squadra alla fine, sì. la cosa interessante è capire anche il tuo utilizzo, Chiano, no? Qui a Rovigo. E comunque noi ti conoscevamo come apertura, come estremo, qui sei utilizzato più come utility back. Sì, sì, un po', guarda, ho giocato nei giovanili un po' ovunque, centro, ala, così. Giocando un po' a questo livello adesso in questi ruoli è un po' difficile, però mi sto anche abituando, scusa. Abbiamo questi problemi ovviamente, questi infortuni qua, c'è un po' di sfighe adesso, però guarda, io basta, sono sempre contento, sicuramente come tutti gli altri, basta giocare, dai tutto quello che hai e così sono tutti felici alla fine. Come ti trovi con Francesco Modena? No, è un buon solido giocatore, specialmente per la sua età. Giovane, ha la testa blu, come diciamo noi, è molto freddo, è calmo sempre e fa il suo lavoro. Infatti mi trovo molto bene con lui adesso. Quindi è una testa blu, rosso-blu, che questo è fondamentale da aggiungere. No, ma è bellissimo questo. Cioè, immagino che ha la testa sulle spalle, questa, no? Esatto. E questi sono dati importanti, no? Beh, sicuramente Francesco sta sorprendendo, no? Perché voglio dire, un ragazzo di 18 anni, 17, non ha ancora compiuto 18 anni, che sta giocando titolare centro nella squadra campione d'Italia, insomma, e sta tenendo benissimo, credo che sia una bellissima notizia. Una cosa che mi incuriosiva in merito a quello che dicevi te, Andrea, prima sul suo ruolo di Chiano, è questo, cioè se lui quando è venuto a Rovigo si aspettava di poter giocare nel suo ruolo tradizionale, nel quale ha giocato di più negli ultimi anni, ovvero quello di mediano di apertura, o se aveva capito che lì e nel ruolo di estremo la strada era più chiusa e che avrebbe potuto giocare negli altri ruoli dei tre quarti. No, guarda, io quando sono appena arrivato qua all'inizio avevo in mente di pensare anche di giocare 10, sapendo che io gli ultimi 2 anni a Viadano ho giocato più estremo, però avevo più in mente di giocare 10. Ma era difficile alla fine sapendo che Rodriguez, Luciano rimaneva qua, Steph era sempre difficile a lasciarlo in panchina e io mi devo abituare a quello che c'è alla fine. Se mi fanno giocare centro, ala o dove devo giocare io gioco, basta che, come ti dico, basta giocare e sono contento, sì. Ecco, tra l'altro sabato sarà una prova molto importante, adesso non sappiamo ancora ufficialmente la formazione, perché parlavamo di te e di Francesco, vedremo insomma se rientreranno altri giocatori, abbiamo sempre avuto un po' la coperta corta nel reparto soprattutto dei centri oltre che dei tre quarti e diciamo abbiamo affrontato squadre che fisicamente erano ben piazzate. Loro, Viadana, hanno per ciò che concerne l'aspetto dei centri sicuramente una prestanza fisica molto forte, molto esplosiva. Francesco e Brex fanno della loro fisicità il lato migliore. Però è aumentata tantissimo la vostra confidenza e il vostro feeling. Infatti un aspetto da sottolineare è che in questa defezione di effettivi che abbiamo è aumentata molto la scelta e si è allargata molto la rosa della squadra. Intendo te usato come centro più volte, Francesco inserito come centro, Francesco Modena più volte, Arrigo che è cresciuto molto in questo periodo, lo stesso Cadorini che è chiamato a Mogliano a sostituire Momber, che ha dato un'ottima prova e anche nei 5 minuti a Roma comunque si è messo in luce. Per cui penso che la fiducia sia aumentata anche nei compagni e nei nuovi compagni che avete, cioè nei compagni più giovani. No, certo, è quello che secondo me è quello che, cioè se tu giochi 80 minuti una partita, quasi mai è difficile che tutti i 15 giocano tutta la partita. Se hai la panchina da usare e c'hai quei giocatori, come hai detto, Cadorini, c'è anche De Marchi che settimana scorsa era in panchina, che è un buon giocatore, e li metti dentro che mancano, non so, 20 minuti, ti fanno una differenza. Ed è questo che secondo me aspettiamo molto di vedere sabato, che come stavo dicendo il Viadana adesso come ruoli in panchina sono un po' messi, non dico adesso male, però secondo me
la nostra panchina potrebbe cambiare la partita sabato, infatti. E dico questo perché Pippo, tra l'altro nel pre-season, ha detto sì, Rovigo nei primi 15 competitivi, ma la panchina un po' corta, per cui magari qualche conferma l'abbiamo trovata, Riccardo. Sì, io credo che invece questo aspetto delle assenze abbia aiutato, come dicevi te, a far crescere determinati giovani, a dare delle garanzie per il futuro, forse anche maggiori di ciò che si sperava, perché giovani come Modena, appunto, Cadorini, Pasini stesso, Arrigo, cioè abbiamo dei ragazzi che si sono messi in luce e che ci danno buone speranze per il futuro. È logico che quando torneranno tutti, voglio dire, questi ragazzi probabilmente torneranno a sedersi in panchina, però il fatto di averli impiegati in questa fase delicata della stagione e che da parte loro ci siano state delle risposte importanti, secondo me dà una fiducia all'ambiente. Ecco, adesso devo vedere le news che arrivano dagli altri campi, perché oltre a Rovigo Viadana c'è l'altro big match di giornata, che forse per una questione di classifica è ancora più importante rispetto a questo, ovvero Calvisano che ospita il Petrarca. Le prime due, la prima e la seconda, e la terza e la quarta si sfidano nell'ultimo turno d'andata del campionato d'eccellenza. Andiamo a sentire i rumors, le news, le novità che arrivano dagli altri campi del nostro campionato. Ciao Andrea e ciao a tutti gli amici di Rugby House. A Roma non si vince più, Lazio e Fiamme Oro non riescono a portare a casa le partite, semplici e soli punti di bonus difensivi. Addirittura la Lazio con 8 sconfitte si ritrova per ultima, ma non è mai riuscita a trovare la vittoria in questo campionato e deve farlo assolutamente contro il Sandonà, che è a quota 14, quindi 4 punti in più dei biancocelesti, che con una vittoria rivoluzionerebbero la propria posizione in classifica e anche l'andamento del campionato stesso. Le note positive sono l'infermeria vuota e quindi la possibilità per la Lazio di giocare con la rosa al completo. Una piccola nota: ben 4 giocatori della squadra di Roma sono stati convocati per il 6 Nazioni Under 20, segno che comunque sia, nonostante la giovane età e dei giocatori, c'è comunque grande esperienza in campo per la squadra di Montella. Vediamo come andrà. Di certo questo è un campionato strano. Qualora dovesse vincere la Lazio si ritroverebbe a pari punti contro l'avversaria di domenica, che però di partite ne ha vinte ben 4. Buon rugby. È un Mogliano che non sa più vincere, quello che sabato ospita le Fiamme Oro del suo allenatore scudettato Umberto Casellato, dimenticato dalle parti del Quaggia per quei giorni così irripetibili del 2012, è rimasto poi sempre legatissimo al club bianco-blu. Ricordi e buoni sentimenti se ne staranno però ben chiusi in fondo ai rispettivi cassetti per almeno un paio d'ore, perché per entrambe le squadre l'appuntamento che chiude il girone di andata rischia di diventare uno degli snodi principali della stagione, con il treno dei playoff ormai quasi staccato nei primi 4 vagoni. Di fatto, una sconfitta dopo le 3 subite nelle ultime 3 giornate, con un passivo superiore ai 100 punti che racconta abbondantemente dell'involuzione piena in cui i trevigiani si trovano invischiati, significherebbe per Mogliano una specie di rinuncia di fatto alla stagione, concentrando le energie sulla Qualification Cup in attesa che la lista chilometrica degli infortunati possa sfoltirsi. Contro il Petrarca sabato scorso una prestazione nettamente al di sotto delle aspettative di tutto l'ambiente, un 38-0 contro una delle favorite per il titolo che ha testato davvero il gap rispetto alle prime. Ci sarebbe bisogno del recupero di tutti i big rimasti fuori, Capitan Filippucci in primis, senza contare i vari Renata e Visentin, ma allargando il discorso ci sarebbe bisogno del miglior Barrot con il suo 10 sulle spalle, di un Alvarsen in terza linea con quella capacità di trascinarsi il pack in giro per il campo che finora non ha trovato un'alternativa credibile. Una stagione di transizione dopo le tante passate nei piani alti ci sta, e come. Il club è solido, ha investito tanto sui giovani talenti italiani e sul proprio vivaio. In mediana Giabardo e Fabi sono un prospetto molto interessante e non poteva non pagare lo scotto dei tanti cambi in rosa rispetto alla scorsa stagione. Rimane comunque, e questo lo si vede quando la testa si libera a sprazzi nell'arco della partita, la possibilità di mettere in piedi un buon rugby con i limiti di qui sopra, ma ancora un buon rugby. Dovrà tenerne conto Casellato, che in mano ha l'unica realtà professionistica dell'eccellenza e che ha costruito un gruppo pensato per vincere da subito. Un inizio di campionato indeciso e chiaroscuro ha finora impedito alle fiamme di bruciare davvero, ma le ambizioni e il potenziale rimangono quelli di un team proiettato sui playoff e Mogliano in questo disegno è una tappa fondamentale. Squadra in campo al Quaggia eccezionalmente alle 16 per problemi di orario legati al viaggio dei Capitolini, sperando che il terreno nelle prossime ore non ghiacci. Bentornati in studio, ultima parte di Rugby House. Chiano,
visto che parlavamo delle altre partite, tu preferiresti una vittoria del Calvisano così ci avvicina al Petrarca o una vittoria del Petrarca così potenzialmente ovviamente ci avvicina a entrambe? Per dire la verità, non lo so, perché per adesso come siamo messi noi sono più concentrato come dovremmo andare noi, per dirti. Però secondo me il Calvisano è tanto su adesso non mi ricordo il punteggio, però sono tanti, 38. sì, sono tanto su adesso. Secondo me se riusciamo a avvicinarci più a Petrarca, quelle squadre così è meglio, infatti, perché sarebbe molto difficile adesso arrivare su vicino a Calvisano. Riccardo? Io credo che Calvisano sia difficile, come diceva Chiano, anche per il motivo dei punti di bonus che loro ottengono. Calcoliamo che i punti di svantaggio che noi abbiamo del Calvisano vogliono dire 2 partite perse del Calvisano e 2 vittorie di Rovigo, ma a questo poi dobbiamo mettere in gioco anche i punti di bonus che loro ottengono con una certa facilità, quindi nel girone di ritorno sta a significare che probabilmente ci sarà un'altra partita che noi dovremo vincere. Io credo sia molto difficile, vorrebbe dire andare a vincere lo scontro diretto là, in trasferta, a Calvisano, sperare nella loro sconfitta contro il Petrarca, sperare in una altra sconfitta del Calvisano, magari nella ultima partita di campionato ancora contro il Petrarca. La speranza è l'ultima a morire, vuol dire, stiamo parlando del primo posto, certo, no? Stiamo parlando del primo posto, però oggettivamente la vedo abbastanza difficile, mentre mi sembra più fattibile una lotta per il secondo posto contro il Petrarca, perché insomma abbiamo lo scontro diretto in casa da affrontare contro il Petrarca nel girone di ritorno e tutto sommato credo che qui possiamo giocarcela con maggiori speranze, quindi come diceva lui forse tutto sommato meglio fare la corsa sul Petrarca. Cambia poco tra il secondo e il terzo posto, a dire la verità, perché cambia nella griglia dei playoff il fatto di giocare prima in casa o la prima in trasferta, quindi non cambia molto, però insomma credo che a questo punto dobbiamo essere abbastanza reali. È abbastanza difficile per il Calvisano, che abbiamo visto in questo girone di andata, recuperare al Calvisano 9 punti in un girone di ritorno. Assolutamente difficile, poi insomma una bella semifinale, se così sarà, scudetto Rovigo-Petrarca, dai, insomma ci potrebbe stare, quindi sarebbe anche abbastanza piacevole. Allora, Chiano, veniamo un po' a te, nel senso che tu hai una storia un po' particolare. Nel senso che uno dice, Chiano dove arriva? Chiano arriva da Viadana. Sì, ma è troppo riduttivo dire Viadana. Tu sei cresciuto a Viadana, ma poi penso che tu abbia un po' seguito le orme del padre, no? Sì. Quando eri giovane, per cui sì. sei nato a Londra, poi il padre ha giocato in Francia, ha giocato negli Stati Uniti, poi è venuto a Recco. Non ti ho mai associato troppo a Viadana. Rappresenti proprio quel classico profilo di ragazzo di altri emisferi che gira il mondo e gioca rugby per divertirsi e star bene. No, ovviamente, come hai già detto tutto, infatti, i miei primi anni... Sì, anche quello, infatti dicevo... No, però infatti sono arrivato qua in Italia, per dirti, a Recco, in Liguria, e i miei primi anni ero là, ovviamente seguendo, come detto, mio padre, e poi sono andato ad Asti. Da lì, da Asti mi aveva chiamato il Viadana per giocare nel 17 nella giovanile, e da lì sono cresciuto. Ovviamente, come detto, sono nato a Londra, però prima di venire in Italia ero in Francia un anno. Era mio padre soltanto che è andato negli Stati Uniti, non ho avuto queste occasioni io, però vabbè. Però tu sì. a Rotorua fai parte della lista degli studenti di successo. Spiegaci un po' sta cosa. Hai studiato bene, eh? Siamo professionali noi qui, tu giri il mondo, ma noi siamo Rovigo, siamo fissati sulle nostre cose. Sì, no, perché avevo fatto, adesso non so, sono 7 anni fa, ho fatto un'accademia di Rotorua, che sarebbe l'accademia di New Zealand Maoris, e da lì ho studiato, ho frequentato, ho giocato sia rugby union che rugby a 13, e da lì sì, ho fatto, come detto, un anno di questa esperienza. Poi volevo tornare qua per continuare a giocare a rugby qui. Ecco, e tu sei stato allenato da tuo padre. Sì, Com'è sì, essere sì. allenato dal proprio padre?
Guarda, per dire la verità, all'inizio pensavo fosse più difficile, più una cosa, ok, questo qua è mio padre, mi devo comportare bene, ma invece alla fine quando ero in campo li chiamavo per il suo nome, Regan, però quando tornavamo a casa lo chiamavo papà, era un po' confusa la situazione, però quando ero in casa non parlavamo quasi mai cioè parlavamo del rugby perché si fa solo quello, guarda, però non sul fatto che lui ci allenava così. Però la prima cosa quando eravamo in una riunione, quando lui è venuto a allenarci, ha detto a tutti i ragazzi, vedete quei due là? Loro due non sono i miei figli. Loro due sono giocatori di rugby come tutti voi. Io ho una curiosità su questa cosa, perché mi ricordo di una partita, non ricordo l'anno, se fu 2 anni fa, in cui, volevo chiedere a te la conferma però, tuo padre ti tenne fuori perché arrivasti tardi ad un allenamento. È la stessa cosa che volevo chiedere io, Riccardo. Se la sappiamo in 2 vuol dire che è vera. Avete studiato veramente tanto allora. No, ma eravamo presenti a quella Eravamo io e te, partita. forse ne parlavamo. Sì. No, era successo una mattina, guarda, che... Ma contro il Rovigo, forse? Sì. Quindi arriva puntuale. Infatti. È che è successo che praticamente noi con lui facevamo come dei piccoli team run camminando in una palestra dove ci allenavamo, un piccolo team run prima di ogni partita. Una mattina mi sono proprio, guarda, dimenticato e sono arrivato lì 1 minuto in ritardo e non mi ha fatto giocare. Disciplina. Certo. C'è la filosofia comunque di tuo padre, scuola neozelandese, quella che hai trovato qui, quindi con Joe, con Jason. Sì, similare? è molto simile, molto simile sul fatto, tutti e due tanto severi così, no? Però sono molto calmi allo stesso tempo, anche come danno tanto responsabilità ai giocatori che loro demandano quello che vogliono, infatti. Allora, i tifosi fanno sempre delle domande, ovviamente quando sanno che c'è l'ospite a Rugby House, dicono voglio saperne di più. Ora, un tifoso dice smettila di toccarti il ciuffo, ecco, qui si scatena tutta la mia invidia, ovviamente io non posso fare altrettanto, però ovviamente era una battuta No, simpatica. certo, ma infatti il problema è che secondo me dovrei mettere un po' di lacco, non so, Sì. perché però non mi piace tanto, allora Allora, forse per quello. Sul concetto lacca c'è un'altra persona che scrive e penso che possa offrirti la lacca ed è Edoardo Ruffolo. Sicuramente. Che dice, ciao Chianu, che è il tuo migliore amico? Ma infatti ho visto questa domanda, ma non so se è referto qua nel rugby Rovigo o in generale. Secondo me, io lo conosco molto bene. Secondo me il mio migliore amico dovrebbe essere Edoardo Ruffolo, infatti. Quindi si fa le domande sì. per avere le risposte. Non gli basta essere capitano questo. No, vuole tutti amici, tutta l'attenzione sempre. È incredibile. Oh, è un bel personaggio Chianu, Riccardo? Sì, veramente molto, molto simpatico. Senti, quali sono state le tue aspettative quando sei venuto qui? Guarda, dopo l'anno scorso che Rovigo aveva vinto ovviamente l'eccellenza, ovviamente dico, oh che bello, vai a un club dove ha appena vinto il torneo eccellenza. E io mi aspettavo, guarda, quello che vedo qui adesso, gente che mi accoglie, gente che mi saluta sempre. È molto professionale come società anche, tanta gente come mi aiuta sempre a mettermi dove devo essere, sempre ho i vestiti per dirti, roba da allenare, non ho avuto mai nessun problema da quando sono qua, sono veramente grato di quello che ho. Sì. La città com'è? Cioè, è una città molto grande confronto a Viadana. Sì, beh, certo. È enorme sta città, sì. No, però no, è bello, molto bello essendo qua. Viadana poi forse non ha più i fasti di prima, però comunque vive abbastanza di rugby.
adesso hanno tolto il cartello città del rugby perché forse era un po' esagerato, però insomma diciamo che sono similari. No, è quello che comunque mi aspettavo qua, la città, le persone, cioè è molto bello. Sì. E aspetta che non è ancora primavera. La primavera Quando si arriva ai playoff poi diventa un'altra città ancora, sono come le città di mare, no? D'inverno hanno 20.000 abitanti, poi d'estate ne hanno Ho milioni. visto infatti, sì. Io, se posso chiedere una Certo. cosa veloce a Chiano, sotto il punto di vista dei tre quarti, cioè ho notato che i tre quarti secondo me ancora faticano ad esprimersi ad un determinato livello. Volevo chiedere a lui se è dovuto più ad un fatto di emergenza di uomini, il fatto che quest'anno praticamente la linea dei tre quarti è cambiata ad ogni partita, o se ancora non avete ben assimilato le giocate con Jason. No, guarda, che secondo me abbiamo fatto tanti cambiamenti per trovare infatti tanti ruoli giusti per tanti giocatori. Ovviamente, come ho detto, tanti infortunati, adesso abbiamo avuto questa sfiga qua, però per dire la verità tanti giovani anche non hanno tanta esperienza, però mi piace che danno sempre il loro massimo di quello che riescono a dare sempre. E piano piano, infatti, come secondo me abbiamo fatto tanto cambiamento dall'inizio dell'anno fino adesso che siamo quasi in metà anno, e sta andando molto bene, basta continuare così infatti. Ascolta, Chiano, ultima domanda, che siamo in ritardissimo. Siamo un po' preoccupati per tuo fratello, perché vive in appartamento con Killer Lubian e Matteo Marana a Firenze, per cui insomma, cosa ti dice? No, dice che è un bel gruppo, sono andato lì adesso forse un mese fa, ognuno era in camera sua e non si studiare, parlavano. studiano- E loro studiano sempre però, bravi. Mio fratello invece è uno di quelli lì che sta sulla PlayStation, non studia niente, però loro sono sempre in camera a studiare. Però sì, si trova bene, ha detto, molto bene. Insomma, è stato fortunato a trovare anche due bravi ragazzi che da Rovigo, insomma, sono andati a Firenze a terminare i loro studi e portare avanti la loro carriera rugbistica, che salutiamo. L'appuntamento è per sabato, ore 15, Femici Z Rugby Rovigo Delta, Rugby Viadana, qui al Tempio con lo stadio Mario Battaglini. Prima di chiudere, solo una nota da un punto di vista proprio di calendario. Sono state praticamente anticipate delle partite, o meglio, dopo la partita in casa col Viadana, ancora in casa con Reggio Emilia, poi lo stop doveva arrivare fino al 4 marzo. In realtà verrà anticipato con il San Donà al 18 febbraio e poi si riprenderà dal 4 marzo in poi per fare una pausa tra le due semifinali, per cui è stata tolta una settimana a febbraio per metterla tra le due semifinali a maggio. Quindi aggiornate il vostro calendario per essere sempre presenti e seguire la squadra. Io ringrazio Chiano Apperley, grazie mille di essere venuto. Grazie a voi. Riccardo, quando vuoi. Grazie a te. Volevo aggiungere questo per dare la possibilità al Mogliano di giocare in maggio la finale della Challenge Cup, della qualificazione della Challenge Cup contro il Krasnodar, la squadra russa, e quindi viene data questa possibilità alla squadra italiana di essere libera per giocare questa partita. Hai fatto bene a completare l'informazione. Signori, tutti qua sabato a tifare Rovigo. Buonanotte.